45 migranti su un gommone lungo 10 metri alla deriva sono stati soccorsi nella notte nel canale di Sicilia della Guardia Costiera. Lo fa sapere il Comando Generale di Roma. Tra i 45 anche 9 donne ed un minore che sono stati trasbordati su 2 motovedette giunte in mattinata nel porto di Lampedusa. Con i 45 arrivati in questo momento al centro di identificazione ed espulsione dell'isola si trovano 483 persone. Proseguono intanto i trasferimenti dalla struttura. 10 minori sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle per poi essere assegnati nelle comunità alloggio dell'Agrigentino. Ieri sera avevano lasciato il centro di accoglienza con un ponte aereo per Comiso 100 subsahariani, tra i quali 12 donne ed un minorenne che sono stati poi accompagnati al centro di Pozzallo. Intanto un accorato appello a non lasciare in questo momento sola Lampedusa arriva dalla CISL di Sicilia. L'ennesima emergenza umanitaria, sottolinea il segretario regionale Maurizio Bernava, impone che la questione migratoria sia finalmente governata dall'Europa. Bernava auspica un intervento congiunto del governatore Crocetta e del premier Letta perché responsabilizzino l'Europa, poiché, aggiunge, le politiche per i flussi migratori non possono essere ridotte a scelte unicamente regionali né solo nazionali, né tantomeno, prosegue, ad iniziative di carattere meramente locale. Siamo convinti, conclude Bernava, che sul tema siano necessari unità e concordia ed una governance condivisa del problema tra regione e Stato per un'efficace trattativa in sede di Unione Europea. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ministro per l'integrazione Sersil Kyenge, secondo la quale occorre una soluzione congiunta con l'Europa per risolvere il problema dell'accoglienza, ed esprime un ringraziamento alle forze dell'ordine impegnate nei soccorsi nel canale di Sicilia e solidarietà e vicinanza agli abitanti di Lampedusa che hanno saputo, conclude, interagire con queste persone.